Buona serata, ben ritornati alla nostra consueta diretta del martedì sera e buon martedì grasso a tutti quanti voi. Allora, chi ci segue senza dubbio lo festeggia in modo diverso e meno movimentato perché necessariamente è a casa e noi cercheremo di trattare un tema sotto un angolo prospettico diverso. Giustamente molte telespettatrici lamentavano sia l'assenza di presenze femminili nelle serate ma anche il fatto che non si parlava mai al femminile in certo qual modo. Questa volta ci siamo messi d'impegno, ho cercato le ospiti e ho trovato anche modo di affrontare il tema. Supportata naturalmente dalla CGIL del Veneto che ci aggiornerà su alcuni aspetti molto interessanti, vediamo di parlare delle difficoltà di reinserimento, di rientrata e di ingresso, di permanenza nel mercato del lavoro da parte delle lavoratrici, delle donne, che hanno una busta paga più bassa, pur avendo le medesime mansioni, a parità di mansioni di livelli degli uomini, pur avendo a volte un titolo di studio anche superiore, perché risulta che comunque molte donne hanno una qualifica conseguita con titoli di studio, quindi anche certificati accademici di un certo peso, eppure non riescono a raggiungere i medesimi livelli, eppure nelle aziende molte volte restano ferme lì. E non è necessariamente il fatto di avere figli o non averli, di essere in età per una gravidanza o meno, no, perché molte hanno fatto delle scelte ben precise, eppure vengono quasi temute. Molte devono firmare tra l'altro delle dimissioni in bianco, fatto che sembra strano, però esiste, è molto diffuso. Notizia di quest'oggi, peraltro riportata da tutti i quotidiani, io ho preso il Corriere della Sera per estrapolare la notizia, ma lo si trova un po' dappertutto, licenziabili se sono incinte, questo è il caso delle consulenti RAI, una denuncia di un blog, l'azienda farà le verifiche, dice di non aver mai usato questa clausola, eppure ci sono più di 1400 persone che testimonierebbero di averla benché vista. E poi ci sono tante situazioni di diseguaglianza. Voi come sempre dovete essere protagonisti della nostra trasmissione, oltre ai nostri ospiti che vi presento subito qui in studio con le vostre telefonate e i vostri messaggi. Dite la vostra opinione, date le vostre testimonianze, sono molto importanti. Allora, con me qui in studio è presente Emilio Viafora, segretario generale CGIL del Veneto. Ben arrivato segretario. Buonasera. Ben arrivato naturalmente a Mauro Bortoli, consigliere regionale del PD, terza commissione, quindi attività produttive, commercio e quant'altro in Regione del Veneto. Buonasera. Grazie anche a lei. Ben arrivata qui alla mia destra l'imprenditrice Lisa Zanardo, titolare anche di un'azienda di consulenza, grazie di essere qui con noi, e anche Maria Teresa Di Riso, coordinatrice SEL Padova, grazie anche a lei. Siamo collegati come sempre con Pordenone, ben arrivato Silvano Pascolo, vicepresidente Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Grazie anche a lei. Buonasera, buonasera a voi. Allora, incominciamo subito con un contributo che estrapoliamo dal TG di Rai 2. Vediamolo insieme. La crisi economica allarga il divario salariale tra donne e uomini. Uno studio della Banca d'Italia e dell'ISFOL, l'Istituto di Formazione del Lavoro, dimostra quanto sia cresciuta negli ultimi anni la diseguaglianza tra i due sessi. Dal 10,3% nel 1995 si è passati al 13,8% nel 2008. Alla base della bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro ci sono gli impegni familiari. Il 40,8% delle ex lavoratrici dichiara di aver interrotto l'attività lavorativa per prendersi cura dei figli e circa il 5,6% per dedicarsi totalmente alla famiglia o ad accudire persone non autosufficienti. La ricerca sottolinea anche come buona parte delle ex lavoratrici dichiara di aver dovuto terminare l'attività lavorativa per cause non volontarie, come la scadenza di un contratto a termine o la chiusura dell'azienda. Tra lavoro in ufficio e quello svolto in casa, le donne lavorano più degli uomini, ben 75 minuti in più al giorno. Rimane in famiglia il forte squilibrio sulla ripartizione dei carichi domestici e di cura, molto sbilanciata a sfavore delle donne. Allora, questo sbilanciamento, questa differenza, lei tra l'altro presiede un osservatorio interessante dove avete analizzato questi dati, è vero? Sì, diciamo che purtroppo ci sentiamo di confermare i dati del servizio che abbiamo appena visto e in particolare il nostro osservatorio Professione Donna, che nasce nel Nord-Est per dare voce a imprenditrici e professioniste,
È un osservatorio che ci dice, diciamo, dal punto di vista squisitamente economico, che le donne sono un fattore, un tassello decisamente importante nel processo d'acquisto. Quindi è vero che le donne acquistano di più degli uomini, è vero che consumano di più, è vero che sono appunto un tassello importante anche nel processo d'acquisto di beni destinati alla popolazione maschile. Le donne devono quindi essere rappresentate, quindi far parte del DNA di un'impresa che fornisce servizi o prodotti a donne e uomini, quindi devono rappresentare effettivamente il consumo e il mercato. Questo è un primo dato che abbiamo, diciamo, estrapolato. Un secondo dato ci parla di posizioni apicali. Se guardiamo al nostro nord-est, quindi al Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, nessuna delle imprese del nord-est rispecchia il livello di quote, quindi questa famosa regola sulle quote rosa, che ci dice che da quest'anno dovranno esserci il 20% di donne nei consigli di amministrazione, dal 2015 addirittura il 30%. Nessuna impresa del nostro nord-est rispecchia questo parametro, diciamo, di legge che è stato indicato. E tuttavia, laddove c'è una donna che pesa nel management, quindi laddove le donne raggiungono un 20% all'interno dei consigli di amministrazione, il profitto delle imprese aumenta addirittura del 35%. Quindi ecco che avvicinando questi due dati, quindi sulle donne consumatrici che rappresentano il mercato e sulle donne imprenditrici o in posizioni apicali che aumentano i profitti dell'impresa, ecco che non si spiega come questa donna venga esclusa in maniera quasi completa, sia nel nostro nord-est sia nel resto dell'Italia, da quelle che sono le posizioni chiave, quindi i posti che contano. Assolutamente, io direi di fermarmi un attimo su questi aspetti e voglio passare un po' la parola a lei, segretario, perché una cosa interessante, detto responsabile acquisti, si chiacchierava prima fuori onda, lei diceva giustamente la situazione nel Veneto, e siamo messi bene, è comunque tragica, tanti estromessi, quante sono quelle persone estromesse? Sono 140.000 che hanno perso il lavoro in questi 3 anni di crisi. Esatto, 140.000 e adesso vediamo quest'anno come andrà. E si parla che effettivamente la responsabile acquisti, cioè la persona che è vero sceglie la casa, sceglie i beni, i servizi, che fa la spesa, cioè molti parte è la donna. Ed è la donna quella che ha il minor potere d'acquisto, tra l'altro. Quindi per muovere l'economia, per creare posti di lavoro, per far sì che ci sia produttività, occorre qualcuno che possa spendere anche, no? Sì, c'è una logica molto semplice, tra l'altro. C'è una questione banale. salariale e retributiva che riguarda, come dire, il complesso della popolazione lavoratrice. Ci sono alcuni elementi però che testimoniano un elemento di accentuata diseguaglianza tra uomini e donne, che sono anche sinonimo della arretratezza del Paese. A parità di mansioni, anzi con titoli di studio superiori quasi sempre alla popolazione maschile, le donne guadagnano di meno. Per esempio, quando noi facciamo i contratti aziendali, misuriamo la produttività sugli uomini e non sulle donne, perché le donne hanno una maggiore tasso di produttività. Perché è così. Vediamo elementi, diciamo, di ancora permanente discriminazione quando si va a vedere anche la tipologia dei contratti che vengono utilizzati per le donne. Nel precariato la maggior parte sono donne. Sono interi segmenti del mercato del lavoro e settori a prevalente componente femminile. Pensa a tutto quanto alla grande distribuzione, il commercio e tanti altri settori del terziario dove alle donne vengono offerti contratti assolutamente, come dire, assolutamente precari. Infatti, se si guarda il tasso di contratti a tempo indeterminato tra uomini e donne, c'è una disparità formidabile. Che cosa è avvenuto in questi 3 anni di crisi? Che mentre tutto sommato la percentuale degli occupati maschili è rimasta più o meno stabile, quella femminile per la prima volta nel Veneto fa registrare una regressione, cioè si riduce la base occupazionale femminile. Questo rimanda ad alcune questioni che attengono a come è organizzata la società complessivamente, organizzata su un modello tarato sul maschio capofamiglia, lavoratore, e scarsamente attento invece
alla conciliazione tra tempi di lavoro, tempi di riproduzione e via discorrendo, che sono uno degli elementi che fanno la differenza per esempio con altri paesi. Questo giustifica il perché delle differenze che permangono. È una situazione, come dire, sì, che il fatto stesso che dobbiamo ricorrere alle quote è testimonianza del fatto che non c'è una oggettiva parità di opportunità, perché quando sei costretto a dover mettere delle quote per salvaguardare, come dire, le politiche di genere, vuol dire che è fallito sul terreno dell'uguaglianza delle opportunità, perché altrimenti dovrebbe essere un dato naturale. Poi nel corso della trasmissione avremo modo di vedere come si declina, perché si declina nel lavoro, si declina nelle imprese, si declina nelle posizioni apicali, si declina nella politica, si declina nell'impresa, a tutti i livelli. È tutto quanto un mondo. E tra l'altro con le recenti riforme fatte per esempio sul terreno previdenziale, questa condizione rischia di peggiorare, perché in un sistema contributivo in cui la maternità per esempio diventa una sorta di handicap, mentre negli altri paesi viene accompagnata con misure di sostegno. Assolutamente, no, torniamo su questo discorso perché poi appunto entriamo nel merito specifico e sarà calda la cosa. Cosa dice lei, consigliere? Perché anche dal punto di vista politico poi questo ha i suoi rilievi. La grande questione femminile, a dire la verità, da quando ero ragazzino che se ne discute, alcuni passi in avanti sono stati fatti. Ma adesso ci sono passi indietro in questo momento. Ma adesso è inutile illudersi, insomma, la crisi economica sta riportando le condizioni della famiglia italiana o veneta nel nostro caso a condizioni di metà degli anni 90 del secolo scorso, insomma. Cioè si ripristina un welfare, uno stato sociale fatto in casa, dove la donna viene in parte sacrificata ad accudire i figli, a fare tutte quelle attività perché l'economia non sta funzionando. Poi tutto quello che è stato detto sia da via Fora sia dalla signora, che adesso non ho memorizzato il nome, sostanzialmente è sotto gli occhi di tutti, insomma, al di là degli studi che mettono con precisione i dati, ma la realtà dei fatti è che i primi soggetti che escono dalla produzione sono le donne. E sono le donne perché c'è un gigantesco problema di tipo culturale. Quindi secondo lei è legato a un fattore culturale? La centralità della famiglia, la centralità del portatore di reddito, la centralità anche del sistema produttivo rimane, almeno da un punto di vista culturale, in capo agli uomini. E poi da qui si riverbera tutto, la rappresentanza politica, la rappresentanza sociale, anche se ovviamente ci sono delle eccezioni, però sono eccezioni notevoli, ma la segretaria della CGIL, la presidente di Confindustria, però sono eccezioni. Anzi, un dato curioso è sapere che almeno hanno pubblicato oggi i redditi dei ministri, tutti si aspettavano che Passera fosse il paperon di paperoni dei ministri, invece è una ministra, la Severino, il ministro di Grazia e Giustizia, che pur facendo l'avvocato ha un reddito di oltre 7 milioni di euro, insomma, quindi... Facendo l'avvocato, non pur facendo. No, non ho mai pensato che un avvocato potesse superare un banchiere come capacità di produrre reddito, ma insomma è interessante anche questo. Ed è vero, almeno per mia esperienza, che le donne hanno in linea generale una marcia in più. Però finché non si rompe un meccanismo che è un meccanismo culturale, c'è poco da fare. Adesso io posso anche appunto lisciare il pelo a tutti gli argomenti, però i soggetti non mollano il potere. Se non c'è in qualche maniera un'offensiva o
un'iniziativa di tipo politico-culturale, molto probabilmente il ruolo di comando rimarrà per molti anni, insomma, in capo ai maschi, almeno nella nostra società. Iriso, cosa dice a questo riguardo? Sì, oddio, io penso che però come dire, il modello culturale sia figlio, quindi conseguenza e non causa di un modello economico-sociale. Nel senso, se io comincio a tagliare nella sanità, chi è che noi stiamo assistendo in questi 2 giorni a delle inchieste vergognose all'Umberto I, che sono sicuramente uno standard e purtroppo non un'eccezione? Chi è che assiste ai malati? Se noi tagliamo nella scuola il sostegno e i bambini disabili oggi il sabato non vanno a scuola perché o non c'è il trasporto, o non c'è l'insegnante di sostegno, o non c'è l'OS, chi tiene a casa il bambino sabato mattina? La madre. E l'anziano, sono costosissime e poche le strutture di cura. Chi cura l'anziano? La figlia o la moglie. Cioè, nel momento in cui viene meno l'assistenza da parte di strutture pubbliche e quelle private sono accessibili a pochi, è chiaro che è la donna che supplisce, quindi la rinuncia al lavoro è una conseguenza, non è la causa, e quindi il modello un modello culturale che si autoalimenta, diventa un circolo vizioso. C'è anche da dire che, ecco, io ho 40 anni, pensavo 20 anni fa che non mi sarei trovata 20 anni dopo a occuparmi di questioni che qualcun altro prima di me aveva, delle conquiste anche da un punto di vista dell'immaginario che le donne della generazione precedente alle mie avevano conquistato. Per noi il femminismo era quasi una cosa così, era passata, era terminata e noi godevamo di quei frutti che sono tutti tornati. E secondo me il paradigma femminile, come è stato centrale nel governo Berlusconi, no? Perché la rappresentazione della donna è stata l'aspetto più svilente di quel governo che ha fatto retrocedere il paese da tutti i punti di vista, e se non ora quando è stato il primo vero colpo a quel governo, a quell'immaginario. Così secondo me è un paradigma centrale in questo governo, perché questa analisi che Monti fa, che io non condivido, che la crisi economica in Italia è frutto non di un modello di sviluppo sbagliato, ma di un buonismo generale, per cui si chiede un sacrificio, non c'è un'alternativa al sacrificio, e questo sacrificio si chiede alle donne, che sono la stampella del default sociale che noi vediamo, pone al centro una crisi morale di questo modello di sviluppo, che non è solo dato dal fatto che la finanza ha depredato, insomma la speculazione finanziaria ha depredato il reddito dal lavoro, ma anche dal fatto che è mancata la responsabilità sociale di impresa, è mancata proprio la funzione di controllo e la responsabilità nelle scelte economiche, cioè modelli individualistici e non modelli relazionali. La donna fonda il suo agire, ed è per questo che poi i risultati sono migliori anche nel campo del lavoro, sul modello relazionale. Ecco, io adesso, questo senza dubbio. Alla luce di questo, che passo la parola a Silvano Pascolo, volevo leggere anche un messaggio, se magari la regia lo può rimettere un attimo in onda, così lo commentiamo. Lavoro nella grande distribuzione, siamo più donne che uomini, se hai figli il lavoro viene prima della famiglia, se non ci va bene fuori dalla porta, c'è chi metterebbe una firma su un foglio bianco. E questo proprio, tra l'altro, l'argomento è anche tratto proprio dal fatto che adesso la grande distribuzione ha aperto, nonostante la convenzione, vabbè, è stata fatta anche la domenica, e ci sono moltissime che sono costrette a lavorare e quindi i ritmi con la famiglia sono completamente falsati. Cosa ne dice lei, parlando anche da imprenditore e tra l'altro con il tipo di background che si trova? Beh, indubbiamente quello che posso dire, la realtà intanto delle imprese artigiane è sostanzialmente diversa. La donna ha sempre fatto parte dell'impresa più o meno direttamente. Parlando più in generale, indubbiamente la crisi economica che ci ha investito ha creato un grossissimo problema, soprattutto per le parti più deboli delle lavoratrici e dei lavoratori, tant'è che un segno di questo malessere si trova anche nella disoccupazione giovanile, che è alle stelle anche quella. Quindi senz'altro l'ingresso e l'uscita per assistere la famiglia più o meno volontariamente, perché poi le necessità della famiglia devono essere risolte in qualche modo, ha fatto sì che la donna, entrando e uscendo dal mondo del lavoro, si ritrovi poi, è molto facile uscirne, è molto più difficile rientrare, e su questo credo ci siano pochi dubbi.
ben vengano le quote rosa gestite con intelligenza, che possono essere una difesa e un'opportunità per quelle donne che abbiamo visto, hanno citato i dati molto interessanti sulla produttività delle donne, perdonatemi il termine, possono far sì che, come auspico, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro per riportarsi a tutti i livelli della scala gerarchica adeguati al mondo che rappresentano, si possa fare senza forzature troppo repentine che probabilmente porterebbero a dei risultati non adeguati, non consoni alle aspettative. Comunque va senz'altro disegnata una strada che affianchi le capacità delle donne nel mondo del lavoro. E Mauro Bortoli, per commentare un po' il messaggio che era arrivato, perché sintetizza un momento anche abbastanza critico, voi in Regione avete preso un provvedimento ben preciso, cosa sta succedendo? Questo per rivolgersi a tutte le dipendenti della grande distribuzione, poi sentiamo anche via Fora perché la cosa... Ho votato anche contro quel provvedimento, per quello adottato in Regione, perché dal mio punto di vista prevedeva troppe domeniche aperte. Ovviamente il provvedimento adottato in Regione... Quante sono state adesso? Erano 20 previste. Lo Stato vede una liberalizzazione totale invece. Totale. Qui si apre anche un conflitto assolutamente significativo tra Regioni e Stato, perché il commercio sarebbe materia esclusiva regionale. Ed è vero però che lo Stato mantiene una competenza se il commercio rientra nell'ambito della produzione economica, e quindi c'è un conflitto anche di interpretazione di norme. Molto probabilmente la Corte Costituzionale si dovrà esprimere. Però ecco, una delle cose su cui non sono d'accordo col governo Monti è questa. Tenere aperto in nome del liberismo i negozi significa sconvolgere il tessuto sociale di una comunità. Sconvolgere il tessuto sociale significa in primo luogo sconvolgere un pezzo di democrazia sostanziale. In secondo luogo, un po' quello che diceva la rappresentante di SEL, si sconvolgono le relazioni sociali, non solo quelle familiari, ma tutte le relazioni. Per non parlare poi di fenomeni che portano a sottocultura, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi c'è qualcosa di assolutamente illusorio. Pensare di tenere aperti i negozi sempre vuol dire che uno pensa che c'è un monte di denaro da spendere nei consumi tendenzialmente infinito. Come dire, a me dovrebbero convincere, siccome tengono aperti i negozi, mi compro più giacche. Se tengono aperti più i bar, bevo più caffè. È una stupidaggine clamorosa. Il monte di denaro per i consumi è dato, anzi tendenzialmente tende a regredire, perché viviamo insomma in una situazione di crisi, ormai è una banalità dire queste cose, e credo che ci siano invece degli aspetti negativi di gran lunga più potenti come impatto sociale rispetto a teorici fatti positivi. Però siccome c'è adesso torniamo su questo argomento, andiamo anche in pubblicità, c'è un costo a tenerli aperti, indubbiamente, perché mi risulta che è costoso. Avranno fatto queste grandi catene distributive i loro due conti, come si dice? No, sono costretti a una concorrenza esagerata, no? Perché guardate che prima c'è stata tutta la retorica sui centri commerciali, allora le politiche urbanistiche, eccetera, eccetera, dei comuni per la regione che ha saturato. Nel Veneto c'è una presenza in metri quadrati di grande distribuzione che non ha paragoni, non in Italia, in Europa. Non mi pare che in Inghilterra, in Germania o in Francia girino nudi. Hanno la possibilità di comprare gli abiti tanto quanto noi, no? Una battuta via Fora, poi andiamo in pubblicità. No, è un provvedimento completamente sbagliato per 3 ordini di motivi. Il primo
perché altera il rapporto tra grande e piccola distribuzione. E noi sappiamo invece che le comunità hanno bisogno anche dei negozi di vicinato, perché, come dire, mantenere viva una città significa anche avere quartieri dove ci sono scambi, dove ci sono relazioni e robe di questo tipo. 2, lei diceva, ma hanno fatto 2 conti la grande distribuzione. La grande distribuzione fa questo conto, avendo la possibilità di operare in questo modo su tutte quante le domeniche e quant'altro, e uccidono tutta quanta la media e piccola distribuzione. Dunque, quindi mors tua vita me, insomma, sostanzialmente. Sì, certo, accentrano tutta quanta questa operazione. 3, sul versante del lavoro femminile e sul versante del lavoro è una vera e propria barbarie. Perché una barbarie? Per una serie di motivi. 1, le madri dove lasciano i bimbi la domenica? La famiglia qualche volta dovrà pure riunirsi e se non la domenica diventa anche lavorativa, tutto questo non funziona. Non capisco questo furore, perché a volte siamo un paese preso dal furore. C'è necessità di avere nelle città dei punti vendita che rimangono aperti la domenica, ma perché non si fa come per le farmacie? Ci sono delle turnazioni, potrebbero benissimo avere dentro una politica di riorganizzazione della stessa attività commerciale dei punti vendita che ti rimangono aperti, ma in maniera tale che le persone si organizzano. Per trovare modalità diverse. E termino dicendo un'altra cosa, che tra l'altro la grande distribuzione, contrariamente a quella piccola, può utilizzare una serie di tipologie contrattuali assolutamente, infatti è cresciuto, il Veneto è al numero di lavoratori a chiamata che coprono i sabati e le domeniche, che assolutamente, come dire, non ha paragoni nel resto del paese. Penso che bisogna cambiare un po' i modelli. Il punto è anche questo di tipo culturale, perché si è guardato non più al cittadino o alla cittadina, si guarda alla persona in quanto consumatore, sì, costruendo una società sul consumo, fondamentalmente tutto quello che risponde a una facilitazione dei consumi a logiche diventa diverse, di rimedio. Aggiungo una cosetta veloce. Rapidissimo, che siamo in pubblicità. Sì, la grande distribuzione, il grande commercio non ha aggiunto un posto di lavoro nel comparto. No, ma infatti questo tra l'altro è un altro... Ed è un problema. Seconda questione, la desertificazione dei quartieri. Dopo questo delle città è un altro tema. Uno dei problemi giganteschi che devono affrontare gli amministratori locali. È ben strano che si porti all'apertura domenicale andando ad uccidere tutti i negozi di vicinato. Assolutamente. Torniamo su questi temi tra pochissimi minuti, anzi secondi, dopo la pubblicità, tra poco. Allora, stavamo intanto analizzando anche il problema relativo alla grande distribuzione, perché è un problema contestuale di questi giorni, viene sofferto veramente, ci sono le proteste in atto da parte delle commesse e comunque bisogna vedere appunto qual è l'effettivo utile della cosa, cambiare, snaturare il modo di vita. Vorrei tornare sull'analisi che avete fatto come osservatorio, perché a proposito di snaturare il modo di vita, si sta cambiando di fatto con la crisi il modo di vita, anche di vedere le prospettive di vita futura per le donne, perché per le giovani donne stanno veramente vedendo dei parametri diversi. Certo, uno dei dati che mi ha colpito, una delle osservazioni, è quella del consigliere che diceva: è da molti anni, da quando ero giovane, che sento parlare della tematica femminile. E anche la mia collega diceva: sì, effettivamente è tanti anni che noi donne lottiamo e tanti anni che lavoriamo. Sì, incredibile, ma è vero, sembra incredibile tornare quindi, su certi temi. Si torna. E c'è da dire che io ho vissuto gli anni 70 con il movimento femminista particolarmente incattivito. Certo, è una tematica, diciamo, che insomma non è nuova e che si ripropone, diciamo, in maniera sempre diversa, si ripropone in maniera sempre più forte quando la congiuntura economica scende. Quando si va in crisi. Esatto, sì. Esatto. Ecco, mi colpiva questa tematica perché fra i nostri dati abbiamo dimostrato che oggi non è meglio di ieri. Quindi chiederei se gentilmente dalla regia possono proiettare i dati che avevamo, quindi manager aziendali.
Volevo appunto illustrarvi come non si tratta soltanto di un'eredità del passato, quindi avere diciamo soltanto degli uomini come top manager dell'impresa. Vedete appunto che ci chiediamo, è un'eredità del passato? No, perché i top manager che oggi hanno meno di 35 anni sono oltre il 70% sono uomini, quindi abbiamo pochissime donne sotto i 35 anni effettivamente in posizioni apicali. Tra il 2009 e il 2010 il 90% delle poltrone di comando, quindi dei cambi che ci sono stati fra le poltrone di comando, sono stati assegnati a degli uomini. Quindi ecco, è vero che abbiamo dei ministri, è vero che abbiamo degli avvocati, è vero che abbiamo degli ingegneri, è vero che la scolarizzazione femminile va aumentando, però è anche vero che quando si parla di posizioni di comando, quindi di sedie importanti, c'è una diffidenza sostanziale nei confronti della donna. E qui casca l'asino. Forse Esatto. è più paura che diffidenza. Ma vediamo Perché- infine Forse che paura, esatto. Sì, Un sì. attimo solo, la interrompo solo un Prego. secondo perché abbiamo una telefonata in attesa da un po'. Sì, pronto? 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 Mi sentite? Adesso sì, da dove chiama? Buonasera. Io chiamo da Montegrotto. Dica. Niente, io devo fare un plauso alle donne perché negli ultimi anni specialmente hanno dato una dimostrazione di una validità estrema di essere delle persone in gambissima. Indubbiamente negli ultimi anni abbiamo avuto delle donne top manager di primissima classe, donne che danno soprattutto l'esempio agli uomini. Quello che dico io, continuate su questa strada, cercate di avere pazienza, ma senz'altro con questa vostra volontà riuscirete a conquistare maggiori posizioni nella società maschile. Grazie. Un'altra cosa che mi viene in mente, ho assistito circa un'ora e mezza fa ad un'intervista che è stata fatta alla Marcegaglia, sì. La quale ha avuto il grosso coraggio, e io per questo l'abbraccio, perché vedi caso anche la conosco di famiglia, un abbraccio perché ha avuto il coraggio di dire alla Camusso, che abbiamo il nostro Viafora che sta mettendo la mano sulla Lavoratori testa, tra un po' si sì. strappa i no, capelli. Dico. esattamente, ha avuto il coraggio apertamente di dire alla Camusso che il sindacato non deve assolutamente proteggere i fannulloni, ma soprattutto i ladri. E vi spiego perché. Voi avrete senz'altro visto quelle interviste e quelle riprese televisive fatte nei vari aeroporti italiani dove si vedevano le persone dipendenti dell'aeroporto che rubavano nei bagagli dei passeggeri i materiali, macchine fotografiche e un sacco di altre cose. Sì, chiarissimo. Non solo sono stati ripresi dalla televisione, non sono riusciti a farli naturalmente licenziare perché chi si è opposto è stato proprio il sindacato. Quindi a mio avviso il sindacato deve tutelare le persone oneste, non quelle disoneste, perché se tutela quelle disoneste va contro gli onesti. Va bene, Ecco, grazie. Questa è la situazione. Va bene, grazie Quindi molte del suo... io do un plauso ancora a voi perché siete ancora in gamba, non vi preoccupate e continuate di questo passo. Grazie della sua telefonata. Viafora vuole commentare? Ma non ho parole per commentare le parole della Marcegaglia, nel senso che noi non difendiamo né ladri né fannulloni, questo qui è un modo banale di porre le questioni. Le aziende quando hanno situazioni di questo genere licenziano le persone e nessuno interviene, né il sindacato interviene a difesa di queste persone qui. Dunque si vuole intorbidire il terreno del confronto. Forse, come dire, bisognerebbe anche essere più cauti da parte di Confindustria, perché non è che abbiamo molte Confindustrie che espellono dalla loro associazione, per esempio, gli evasori, quelli che usano il lavoro nero, eccetera, eccetera. Se si usano questi argomenti polemici,
si intende rompere ogni rapporto. Ma forse è proprio il momento, proprio in virtù dell'articolo 18 che sta diventando un po' il perno della questione, è ancora più stupida, perché l'articolo 18 non difende assolutamente i lavoratori che sono licenziati per giusta causa. Dunque si parla del nulla. Certo. Questo è un paese che ha bisogno ogni tanto di mettere in campo un argomento che distoglie dalla realtà, perché il problema che abbiamo non è quante persone vengono licenziate. In Italia ne sono state licenziate 800.000 in 3 anni con l'articolo 18 presente, il che vuol dire l'articolo 18 è una norma di civiltà perché tutela il lavoratore licenziato senza giusta causa. Certo. Altrimenti c'è l'arbitrio e c'è il lavoro servile. Cioè, non penso che questo possa essere... Per adesso sta diventando un po' il perno della questione. Cosa ne dice Pascolo? Poi andiamo in pubblicità. Sull'articolo 18 non riguarda le vostre realtà. Non riguarda le nostre realtà, però proprio nelle nostre realtà possiamo vedere che questi licenziamenti così, anche se non c'è l'articolo 18, questa diffusione di licenziamenti arbitrari non c'è. L'articolo 18 è vero che oggi è una bandiera che alcuni sindacalisti tengono, ma credo vada sinceramente abolito. Blocca il mercato del lavoro molto al di là della sua effettività poi concreta. È una questione psicologica che crea una barriera veramente dannosa per le imprese, una barriera psicologica fino a che si vuole non concreta, tant'è che basta sentire gli imprenditori. Passare la soglia dei 15 dipendenti è una cosa che viene abborrita come il peggiore degli incubi. Certamente dobbiamo fare una valutazione molto serena, dovremmo farla sull'articolo 18, ma soprattutto sugli ammortizzatori in uscita, che pare il governo stia mettendo mano a questo, e soprattutto è vero, si parla di giusta causa, ma le sentenze che arrivano dopo tanti anni e impongono il reintegro, ad esempio, sono per un imprenditore un terrore vero e proprio, perché vedersi reintegrato un lavoratore dopo 3, 4, 5 anni, da un punto di vista economico o più ancora, peggio ancora, certo, è una batosta economica assolutamente eccessiva. Sì. Un attimo solo che c'è il segretario che deve dire una cosa. Volevo dire che per quanto riguarda quest'ultimo punto, siamo stati noi che abbiamo proposto che per quanto riguarda le cause di lavoro, in base all'articolo 18, si applichino le procedure d'urgenza che vengono utilizzate per l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. Perché ci rendiamo conto che sia per l'azienda sia per il lavoratore una causa che dura 7 anni è un disastro, perché se il lavoratore ha torto in questi 7 anni ha distrutto la sua capacità di ritornare nel mercato del lavoro. Se ha torto l'azienda è comunque un danno, come dire, è troppo grande. Dunque noi siamo interessati a una manutenzione che riguardi l'accelerazione, eccetera. Però lei sa bene, immagino, che l'articolo 18, il licenziamento per giusta causa, funziona anche per le aziende sotto i 15 dipendenti. Perché in Italia, certo, che cosa cambia? Cambia tra l'articolo 18, tra le aziende che superano i 15 dipendenti e quelle che stanno sotto, il diritto al reintegro. Perché come CGIL non abbiamo mai voluto scendere al di sotto di quella soglia? Perché ci rendiamo conto che in una piccola azienda artigiana di 3 persone, anche se hai operato un licenziamento senza giusta causa, è difficile far convivere 2 persone, ma in una grande azienda di 1000 persone non mi si venga a dire, come dire, che il licenziamento senza giusta causa non debba, come dire, prevedere il reintegro dei lavoratori. Sappiamo che la crescita dimensionale delle imprese, per una tra l'altro indagine fatta dalla Fondazione Nord-Est, non dipende assolutamente mai nessuno si pone il problema dell'articolo 18.
Il problema della crescita dimensionale dipende dalla condizione. Mi perdoni, perdoni, ma conosco abbastanza bene la realtà delle imprese. Se lo pongono sì il problema dei 15 dipendenti, di non superarlo, è dell'articolo 18 poi. Faccio una domanda io, intanto appunto che l'articolo 18 non si applica al 95% delle aziende, la media è 6, da 6 a 15, non credo che sia l'articolo 18 a bloccare. Poi faccio Unioncamere, quindi non la CGIL, dice che sono 4 i motivi per cui ci sono licenziamenti, e fondamentalmente perché c'è meno domanda di prodotti e servizi, quindi c'è un calo della domanda, è difficile reperire credito a costi ragionevoli, c'è una lentezza di tutto il sistema della giustizia per recuperare i crediti, ci sono pagamenti in ritardo anche da parte dello Stato nelle commesse pubbliche, su questo monti, quindi voglio dire è un problema di sovrapproduzione di prodotti e servizi, non di tutela. Riguardi... No, perché voglio dire, sì, io l'ho sentito definire in tutti i modi tabù o vezzo del sindacato, ma dire che una persona non può essere licenziata nel caso A non manchi lavoro, B non abbia commesso niente, mi sembra un pilastro di civiltà, non un vezzo, insomma. E oltretutto stiamo parlando del 5% delle realtà produttive in Italia. Assolutamente, torniamo su questo discorso, poi le passo la parola quando torniamo dopo la pubblicità, perché stiamo andando oltre i termini, quindi pochissimi secondi e poi torniamo insieme. Allora, eccoci qua, volevo sapere se c'era una telefonata, se non sbaglio, in attesa. Pronto? Pronto? Sì, pronto, da dove chiama? Buonasera. Da Mestrino, Padova. Prego, signora. Allora, io volevo riallacciarmi a quel signore che aveva chiamato prima, che riguardava i furti negli aeroporti, qui così, no, che non si riesce. Io adesso sono in pensione, ho lavorato parecchi anni nella grande distribuzione, non solo il personale, anche i sindacalisti rubavano. Io ho dovuto andare in tribunale per dei sindacalisti che lavoravano là dentro, che rubavano. Allora c'era ancora la lira per 500.000 lire al giorno e nessuno è riuscito a fare niente. Poi si facevano permessi personali, sindacali, per andarsi a fare il 730, le sue spese, tutte queste belle cose. E noi dipendenti pagavamo la tessera e non siamo mai stati tutelati da nessuno, neanche sulla mia pensione dopo 30 anni di lavoro. Grazie e buonasera. Buonasera signora. Rispondiamo alla telefonata, poi passiamo di nuovo sul tema via fuori. Ma io non lo so che sindacalisti ha incontrato la signora. Naturalmente avrebbe fatto bene e fa bene, se ci sono casi di questo genere, a denunciare. Per quanto ci riguarda, noi pretendiamo, come dire, non solo un comportamento etico, non solo l'onestà, ma anche un comportamento etico adeguato. Anche perché va a danno di tutti quanti, di chi rappresenta un certo tipo di perché l'onestà, come dire, è un elemento fondamentale. Poi naturalmente appunto io non so di quale, perché si parla di sindacalisti, bisognerebbe vedere di chi si parla, perché naturalmente altrimenti si fa come per la politica, sono tutti quanti ladri. C'è gente che invece, come dire, fa la politica onestamente e ci sono i ladri, bisogna saper distinguere. Invece sulla parte che riguarda le pensioni, la signora sa bene che siamo stati in questi... Per noi la questione rimane ancora aperta, che non abbiamo accettato il provvedimento assunto dal governo e pensiamo che va rivista tutta quanta questa materia previdenziale, perché ci sono troppi elementi di incongruenza che si scaricano sui pensionati in essere, perché la signora sicuramente si riferisce alla mancata rivalutazione della pensione rispetto al costo della vita. Averla bloccata per le pensioni che superano i 1.000 euro, come dire, meno di 1.000 euro netti al mese, ci è sembrata un'inutile crudeltà. Certo, chiarissimo. Torniamo un po' sul nostro discorso relativamente ad alcuni dati che sempre dall'osservatorio. Certo, allora io innanzitutto vorrei citare due parole che se noi le mettiamo su Google diciamo producono milioni di link. La prima è la parola crisi e io credo personalmente, quello che emerge un po' anche dalle nostre professioniste imprenditrici, che non si parli più di crisi ormai ma di un nuovo scenario economico.
ed è un nuovo scenario economico all'interno del quale è importante considerare anche delle risorse inutilizzate. E quale è appunto la risorsa femminile, quindi se diciamo che abbiamo una maggiore efficienza, una maggiore produttività soprattutto in certi ambiti legati ad attività impiegatizie come quelle amministrative piuttosto che legate anche ad attività professionali, credo che sia una carta da giocarci, perché se è un nuovo scenario economico che ci spaventa e che ci preoccupa è anche giusto insomma provare a lanciare qualcosa di un pochino più innovativo, quindi dare delle opportunità maggiori alle nostre signore. Questo è un tema che emerge. La seconda parola che è cliccatissima su Google oppure su tutto il mondo del web che ormai ci domina è sicuramente quella del merito. Quindi la parola merito, meritocrazia rimbalza quindi da destra a sinistra, da qualsiasi parte. E credo che alla fine per una donna sia importante essere considerata per quelli che sono proprio i suoi parametri, quindi i suoi indicatori di efficienza, di produttività, di efficacia nel lavoro che svolge, al di là delle ore che può impiegare nello svolgere, nelle ore che può dedicare alla sua attività, al di là della maternità, del post maternità. E a questo proposito io noto che spesso quando si parla della tematica femminile si associa sempre il timore di assumere una donna magari abbastanza giovane al timore di una maternità, quindi di questo lunghissimo periodo di assenza diciamo dall'impresa. E di un'impresa che evidentemente non è sostenuta, quindi da un lato non ci sono i servizi per le donne per poter dedicarsi in modo continuativo all'attività aziendale, dall'altro lato non ci sono neanche servizi per le imprese, quindi sostegni per gestire al meglio questa maternità e post maternità, non lo so, penso a dei piani di formazione, penso a dei sussidi web affinché la donna da casa possa essere collegata. Ecco, lanciare diciamo 2 o 3 di questi spunti e sostenerli anche a livello di istituzioni, di associazioni, di categorie eccetera, potrebbe già essere un primo passo. Infine aggiungo un dato, parliamo appunto quasi sempre di donna, pericolo, maternità, però se noi continuiamo con i nostri dati dell'osservatorio, questi dati ci dicono che le professioniste sono penalizzate tanto quante le impiegate aziendali. Se noi guardiamo alle commercialiste, ad esempio nel nostro comprensorio di Padova, abbiamo 500 commercialiste donne e 1000 commercialisti uomini, quindi le donne rappresentano il 30% delle professioniste. In ambito legale ancora di più, quindi ci sono oltre il 30% di avvocati donne oramai rispetto agli uomini. Tuttavia, quando si parla di ruoli nei consigli di amministrazione come revisori dei conti, come consulenti speciali delle imprese, le donne non sono rappresentate, quindi rappresentano sempre il 6-7%. Quindi ci sono i consiglieri uomini, ci sono i sindaci uomini, ci sono i revisori dei conti uomini e gli avvocati legali delle imprese uomini. E uno dice, a queste donne non paghiamo di sicuro la maternità. Quindi sono donne a cui l'impresa non deve nulla se non la sua consulenza. Ecco che però anche qui siamo un passo indietro, quindi il 30% di commercialiste e il 6% di commercialiste nei consigli di amministrazione. Volevo chiedere Pascolo, lei che è imprenditore, ha difficoltà, nota difficoltà anche tra gli iscritti alla Confartigianato, altri imprenditori, a dare ruoli di un certo tipo alle donne o comunque a prendere le parte di certe posizioni decisionali, perché anche tra l'altro, guarda caso, alla presidenza in genere delle associazioni di categoria anche nel Veneto troviamo uomini. Uomini, sì. Bella domanda. No, non credo vi siano ostacoli particolari, anzi posso dire che favoriamo l'ingresso delle donne anche a livelli decisionali. Troviamo invece, specialmente nel settore artigiano, dove ai problemi della famiglia, che sono comuni a quelli delle lavoratrici dipendenti, siano esse dirigenti o meno, anche l'impegno in azienda che certamente aumenta le difficoltà. Quindi posso dire con serenità, anche se abbiamo degli esempi importanti anche noi, che c'è una certa difficoltà a far coinvolgere le donne in processi, in percorsi che le portino a livelli decisionali più elevati. Può essere anche che la carenza diffusa di queste figure faccia sentire sole, come dire, in queste posizioni, e questo è senz'altro un limite che cercheremo di rimuovere.
Grazie. Consigliere, ma effettivamente un po' la parola che diceva anche il nostro interlocutore vicepresidente mi fa riflettere, cioè forse anche alla donna è richiesto una disponibilità di tempo, partecipare a riunioni, cene, quant'altro, pensando alla politica ma se non altro anche ad altri ambiti, che non concilia con la famiglia, con altri impegni comunque di altro genere a cui la donna si sente di dover far fronte in ogni caso. Per cui la taglia giocoforza fuori anche volutamente, ecco forse perché la libera professionista magari non fa parte di un consiglio di amministrazione, deve andare con altri interlocutori a delle cene fiume che finiscono l'una di notte, sacrifichi la famiglia eccetera, fai una scelta, no? Potrebbe essere anche questo. Sì. Non penso siano le cene il problema. No, ho fatto un esempio, mi è venuto in mente. Ma sono i tempi di vita, evidentemente l'organizzazione sociale si è fondata e si fonda sui tempi di vita maschili, perché il maschio era quello che seguiva meno i figli, eccetera, eccetera, eccetera. E su questo evidentemente le donne scontano un'impossibilità a partecipare. Io posso dire ho una lunga esperienza anche dentro partiti politici ed è vero che la presenza femminile, pur essendo stata anche molto favorita con una presenza statutaria di almeno X% di donne negli organismi dirigenti eccetera eccetera, ma è vero che le donne avevano problemi ad uscire la sera, a ritrovarsi la domenica, insomma, i tempi di vita delle organizzazioni sociali un po' complesse evidentemente penalizzano pesantemente le donne. Adesso chiedo anche lei un attimo solo, c'è una telefonata. Sì, un attimo solo una telefonata. Siamo pronto? a fare il 50%. Sì, buonasera, sono Barbara e chiamo dalla provincia di Treviso. Dica, prego. Volevo un attimo uscire un po' dall'argomento e magari potrebbe essere uno spunto per prossimi programmi. Noi donne siamo contentissime di dare il nostro supporto alle nostre aziende, però tante volte ci troviamo davanti a delle situazioni di mobbing puro e vero. Poi per quanto ci si documenta non si capisce fino a quando può essere mobbing o no. I sindacalisti, dove si chiede aiuto, praticamente minimizzano la situazione, ci si trova veramente a dover prendere pastiglie per tirare avanti, perché si sa che ha una famiglia, perché si sa che poi la donna è sempre presa, come non so, se hai un ruolo di posizione perché l'hai data a qualcuno volgarmente parlando. Quindi alla fine dobbiamo accettare anche certi atteggiamenti da parte degli uomini che non sono, per così dire, seri. Etici, ecco, certo. Vorrei parlare che il sindacalista risponda se avete delle persone preparate in questo, certo, per questo tipo di problema. Grazie signora. No, è molto importante la sua osservazione, non è fuori tema assolutamente, voglio sottolineare questo, anzi rientra purtroppo pienamente nel tema che stiamo trattando. Cosa dice? Dopo sentiamo anche la signora denuncia un dato molto frequente, soprattutto in alcuni settori, il mobbing sulle donne, le avance, forme di pressione, sono molte, anche di prevaricazione, di molestia, di prevaricazione eccetera. Naturalmente sono molto difficili da dimostrare, per cui prima di agire e quasi sempre le stesse donne hanno una difficoltà anche a denunciare, perché corrono dei rischi se non hanno una certezza Proprio però per venire incontro a situazioni di questo genere abbiamo costituito una sezione speciale che si occupa delle questioni dello stalking, del mobbing e delle molestie in genere, perché queste donne vanno aiutate non solo nella dimostrazione poi dell'attività e della tutela contro queste molestie, ma vanno poi aiutate anche a ricostruire, come dire, un elemento di fiducia in se stesse, perché molte volte la signora diceva: per superare questi momenti di difficoltà ingerisco pastiglie, vivono una condizione di depressione, eccetera. Dunque
abbiamo strutture attrezzate per fare questo. Voglio dire alla signora che se ha situazioni di questo genere ci contatti, metteremo gratuitamente a disposizione le nostre strutture per vedere di accompagnarla in questa fase difficile, certo, che sta vivendo. No, comunque il caso della signora è emblematico. Voglio anche sottolineare che tra l'altro c'è la consigliera di parità della Commissione Pari Opportunità sia in Regione Veneto che anche nella provincia, in ogni provincia, quindi so che c'è Venezia, c'è Regione, c'è Treviso, eccetera, la consigliera di parità che può dare un aiuto, un supporto, hanno delle psicologhe, sono sempre servizi gratuiti per quel che ne so io, e possono aiutare in questo senso. Sono servizi che garantiscono anche l'anonimato, perché poi comprendo perfettamente che queste situazioni sono delicatissime, uno rischia il posto di lavoro, rischia di compromettersi anche con se stesso, con la famiglia, per cui esistono le commissioni in provincia e anche in regione delle commissioni per le pari opportunità. Andiamo un attimo in pubblicità, poi voglio dare la parola anche a Diriso, perché commentando anche la telefonata della signora, sì. Prego. Allora, torniamo sul nostro tema che tra l'altro sta destando un po' così di dubbi, di perplessità, perché effettivamente sono dati che sono abbastanza importanti. Dati di Banca Italia, rivediamoli insieme, stavolta da un servizio estrapolato da Rai 3, seguiamolo un attimo così vediamo la portata del problema che sta emergendo in tutta la sua evidenza nei periodi di crisi come quello attuale. Donna, madre e lavoratrice, una condizione difficile, a tratti impervia. Oggi gli stati generali sul lavoro delle donne hanno certificato quello che molte lavoratrici già sperimentano sulla propria pelle. In Italia circa una madre su 3 deve lasciare il lavoro per motivi familiari, in quasi la metà dei casi per accudire i figli. Invece solo il 3% dei padri abbandona l'ufficio per stare a casa con la prole. Ma spesso lasciare il lavoro non è una scelta volontaria, ma obbligata, perché sono le donne, soprattutto quelle più giovani, a pagare un prezzo salato alla crisi, tra contratti non rinnovati e licenziamenti. Ed ecco che nei primi 9 mesi del 2011, fa sapere l'Istat, 45.000 ragazze hanno visto andare in fumo il loro posto di lavoro. E per quelle donne che un'occupazione riescono a tenersela stretta non si scappa, sono condannate ad essere pagate di meno dei colleghi maschi. Il divario tra i salari tra uomini e donne non solo c'è, ma diventa sempre più ampio nel tempo. Lo fotografa bene la ricerca presentata oggi dalla Banca d'Italia. Nel 1995 la differenza di salario tra uomini e donne era intorno al 10%, 13 anni dopo, nel 2008, l'ultimo dato disponibile, è quasi al 14%. E come se non bastasse, non solo buste paga più leggere, ma anche giornate più lunghe. Tra lavoro e casa le donne devono mettere in conto di lavorare 75 minuti in più rispetto ai propri mariti e compagni, perché sono sempre le donne a doversi far carico della cura della casa, dei figli, dei genitori anziani. Il 76% dei carichi familiari è affidato infatti alle donne, con un miglioramento solo del 2% negli ultimi 20 anni. Allora, 45.000 giovani donne che hanno perso il lavoro. Adesso si vuole intervenire, almeno così dice il ministro Fornero, assolutamente sull'aspetto delle persone giovani, ma anche delle donne. Ma si potrà in qualche modo arginare, perché quello che emerge, forse anche nel servizio non è stato sottolineato, però se lo possiamo vedere anche studiando il fenomeno, che c'è la paura. La paura porta ad accettare ricatti, ad aspetti che vanno vicini appunto al mobbing, che sono molto sottili e quindi deteriorano la posizione di sicurezza, di possibilità di crescita di una donna nell'ambiente di lavoro, perché sente di avere questa benedetta ghigliottina che incombe sulla testa. Cosa dice? Certo, perché noi stiamo raccontando stasera e continuiamo a raccontare in questi mesi i vari volti della crisi, dopodiché bisogna, oltre a raccontare i problemi, a denunciare i problemi e i numeri, bisogna fare delle proposte per risolverli, perché se è vero che è una crisi sistemica e globale, comunque in Italia è una crisi che è più nera, nel senso che ha riportato indietro l'orologio rispetto a quello che diceva prima la dottoressa Zanardo ai primi del Novecento, e si ha reso tutti un po' più poveri, ha reso un po' più povere le donne e ha reso i più ricchi, chiamiamoli così per semplificare, più ricchi del 2%, cosa che invece ad esempio in altri paesi che hanno affrontato in maniera diversa con delle proposte, delle soluzioni alternative la crisi, penso per prima alla Germania, questo non è successo. Allora noi in questa proposte operative, ad esempio il ripristino della 188 contro le dimissioni in bianco, da un'inchiesta di Repubblica, è ancora online e le cifre sono consultabili, ci sono 800.000 donne pronte a licenziarsi, ovviamente
perché hanno firmato una lettera che, grazie al fatto che, insomma, per colpa del governo Berlusconi è stata ritirata, impediva con un semplice accorgimento, cioè con un numero progressivo, impediva di firmare all'atto dell'assunzione una lettera di dimissioni in bianco. Titti Di Salvo, che è esponente nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, nonché sindacalista della CGIL, il 23 novembre ha presentato una richiesta per ripristinare immediatamente la legge 188, una legge a costo zero, quindi non incide nel bilancio. Siamo al 21 di febbraio, domani so che CGIL e CISL UIL nelle prefetture d'Italia si recheranno a consegnare una lettera, lo faremo anche noi il 23 in occasione della mobilitazione nazionale che si chiama 188 donne per le 188, e questo è un piccolo tassello di una serie di misure che vanno prese. Le altre si dicevano prima: creare nei posti di lavoro delle condizioni effettive per non scegliere tra maternità e lavoro. Altra cosa, si faceva prima cenno alla politica. A me il termine quota rosa mi sembra la cosa dei panda, dei fenicotteri, senza chiamarla in termini così, ecco, è la partecipazione. Ma lì, al di là del fatto che sia anche una scelta faccio un semplice esempio che poi mi riguarda, in quanto appunto io sono segretaria cittadina di SEL, il segretario provinciale è un uomo. SEL per statuto non ha posto una quota di genere, 20, 30, 40, ha imposto la parità di genere. Questo vuol dire che nella composizione delle liste amministrative, in tutti gli organismi dirigenti locali e nazionali ci deve essere parità di genere. Con uno scalto 60-40, a Padova siamo più donne che uomini, ad esempio quel 60, fatalità, è chiaro che questo impone, in una cultura assolutamente patriarcale e maschilista e anche spostata in avanti con l'età, di fare una forzatura iniziale, però se mai si comincia non si arriva. Assolutamente. Cosa dice a proposito anche tra l'altro delle dimissioni in bianco, perché so che voi qualche cosa state muovendo. No, domani insieme a CISL e UIL, questo è un terreno sul quale c'è una forte unità del sindacato, ci recheremo presso le prefetture per cancellare questo obbrobrio che è stato determinato dal governo Berlusconi, che è stata la cancellazione di una legge che prevedeva appunto che ci fossero dei numeri progressivi e dunque una verbalizzazione, perché altrimenti si dice ma nessuno ricorre a queste cose. Sì, però tu hai una lettera in bianco, sei ricattata. Peraltro il 90% riguarda proprio le gravidanze, cioè, proprio, sì, il 90% di questi 800.000. Il caso emblematico è quello della RAI, no? Sì, infatti, cioè, quando viene fuori un caso come quello in una grande azienda dello Stato, vuol dire che siamo a livelli pubblico, che dice di fare servizio pubblico. Che dovrebbe fare servizio pubblico, la dice lunga. Hai superato le linee... la linea Maginot. Invece, a proposito delle quote, non è il problema di quanti ne presenti, il problema è poi quanto ne leggi. Certo. So. Ma tu per superare è un meccanismo di scorrimento, ovviamente. Di scorrimento, bisognerebbe chiaro. modificare tutta quanta la cosa. Io pure sono convinto che quando sei costretto a mettere le quote denunci un'impotenza. Però posso dire l'esperienza che abbiamo fatto come CGIL. Da quando abbiamo introdotto le quote, finalmente abbiamo, come dire, intanto, per esempio, segreteria regionale è fatta da 4 persone, 2 uomini e 2 donne. Esattamente. Gli organismi dirigenti sono al 50 e 50, tranne in alcuni settori, pensa all'edilizia, dove non ci sono, come nella dire... scuola è il contrario. Alla scuola dove funziona il contrario, dobbiamo mettere la quota di riserva esatto. Per gli uomini. Oramai sta diventando così normale che facilita anche l'elezione delle posizioni di segretario generale. Abbiamo cominciato con una forzatura, però ogni tanto bisogna forzare la storia. No, assolutamente, questo è vero. Cosa dice Bortoli a questo riguardo? Ma intanto voglio ribadire il concetto che la legge era quella sulla maternità del protocollo 188 sì. Era stato introdotto dal governo Prodi. Non è interessante questo, è interessante che il primo atto fatto dal governo Berlusconi è stato proprio questo, ed è emblematico sia per come si intende la regola o i rapporti di lavoro, sia che idea si ha della donna, sia che idea si ha della gravidanza e della maternità. Della famiglia. Perché se si pensa che
una donna incinta e una maternità sia un problema, no? Da eliminare, da cassare dallo spettro dell'economia, evidentemente non siamo un paese che guarda al futuro. Ma infatti fino adesso non si è guardato al futuro, l'abbiamo visto, soltanto è vero che i giovani adesso si trovano in una situazione se si va all'estero, esatto. Poi ci la cosa che a me stupisce in maniera sempre più importante è che tu vedi masse di famiglie giovani, coi bambini, Sì. indipendentemente da che nazione è. Quello è un popolo che pensa al futuro, che ha fiducia nelle proprie capacità, nelle proprie risorse, nelle proprie intelligenze e che pensa al futuro, perché quando uno mette al mondo un figlio ha un'idea precisa che quel figlio dovrà avere un futuro perlomeno uguale, se non migliore, dei genitori. Per quanto riguarda le quote, tutti i partiti, soprattutto nella sinistra, storicamente, insomma, hanno pensato in primo luogo a dare una rappresentanza, diciamo così, d'ufficio ai generi. Anche nel Partito Democratico si è al 50% per genere, anche nelle candidature. Ma è vero l'altro problema, in Consiglio regionale, non provo a fare un ragionamento ipocrita, insomma, ma in Consiglio regionale oggettivamente ci sono 4 donne su 60 eletti. In Parlamento, idem compattati, vai un po' meglio nei consigli comunali, no? Ma nulla di particolare. E allora, quando tu puoi fare un'azione di tipo politico con la compartecipazione di genere negli organismi dirigenti, nel sistema associativo, politico, sociale, eccetera, eccetera, ma hai un problema vero nella formazione delle classi dirigenti, perché poi le classi dirigenti le misuri quando governi, non quando perché poi è una fai cosa, una specie di discussione catena. più o meno interessante o più o meno astratta, ma quando governi i processi. E da questo punto di vista siamo iperarretrati. Assolutamente. Cosa dice? Perché lei c'è un'analisi sì, che avete fatto. Dunque mi ha colpito quello che diceva il vicepresidente in collegamento dal Friuli, e diceva le donne si chiamano fuori. Questo è molto vero, perché purtroppo, diciamo, il tempo della donna in cui deve essere maggiormente produttiva, quindi nel lanciarsi nella propria attività professionale, quindi tra i 20 e i 40-45 anni, quando è il momento, insomma, di partire con le proprie esperienze di contenuti, è anche il momento in cui che coincide con un'esperienza eventuale di famiglia e di maternità, per cui il periodo è lo stesso, e quindi le donne magari arrivano a un certo punto e poi si chiamano fuori, quindi fanno evidentemente delle scelte. Mi ha colpito anche quello che diceva la dottoressa Di Riso, diceva passiamo un po' dalle proteste alle proposte, quindi il lamentato è finito, l'abbiamo fatto, ha dato uno scossone, però è giusto, insomma, proporre qualche cosa. E volevo proporvi a mia volta questo piccolo schema. Questo schema ci dice che nei paesi, nelle economie occidentali avanzate, che sono quelle del nord Europa, la donna ha la maggiore partecipazione al lavoro e il maggior numero di figli, quindi abbiamo molte donne impiegate, operaie, piuttosto che manager, con 3-4 figli che riescono a gestire in modo congruo e ad avere una retribuzione simile a quella di un uomo nella stessa posizione. I paesi in via di sviluppo invece sono caratterizzati da una donna che partecipa poco al lavoro e che ha molti figli, chiaramente. Noi siamo a metà del guado, quindi non riusciamo a darci degli strumenti di sviluppo e di incentivazione della donna nel mondo del lavoro in questo periodo critico, nei primi 20 anni della sua attività professionale e della sua esperienza eventuale familiare, e non siamo nemmeno, chiaramente non vogliamo essere paesi in via di sviluppo. Ecco che impariamo dagli altri, quindi come diceva anche il consigliere, impariamo da queste famiglie con tanti figli e con le donne che magari anche si dedicano all'attività professionale. E quindi lavoriamo su strumenti casa-lavoro, lavoriamo sulla formazione ad hoc, molto specialistica, in modo che la donna riesca a proporsi per determinati settori, e poi misuriamola sulla produttività e sui risultati, anziché semplicemente sulle ore di lavoro e su quello che può dedicare all'attività lavorativa.
E poi diciamo queste economie sono economie molto basate sui servizi, quindi passiamo da un'economia molto manifatturiera, molto produttiva, in cui la donna operaia deve chiaramente stare in fabbrica per molte ore, magari fare anche dei turni, piuttosto che la grande distribuzione che ci chiede oggi di lavorare alla domenica, e lavoriamo magari su attività più legate ai servizi, in cui la donna può essere più partecipe e può conciliare grazie alla tecnologia e all'innovazione in modo da assomigliare un po' di più a questi paesi nord europei in cui Diviso, la donna fa molti figli sì. e lavora molto. Sì, questo però non è un tema ovviamente che riguarda solo la condizione femminile e la disparità di trattamento tra uomo e donna, è il grande tema del precariato questo, noi fondiamo purtroppo oggi l'85% dei contratti che vengono fatti oggi sono contratti precari nelle 43 varie declinazioni e questo cosa ha dimostrato? Ha peggiorato la vita delle persone, perché senza un salario minimo garantito, senza politiche sociali di asili, di sostegno alle giovani famiglie, non vediamo appunto queste scene che vediamo invece in tutti i paesi d'Europa, dove intanto c'è una flessibilità, il modello è sempre quello tedesco con cui ci confrontiamo, non solo per lo spread, no? Ma il modello tedesco, noi parliamo di tabù, di flessibilità in uscita, ha una flessibilità in uscita inferiore pur non avendo l'articolo 18, quell'indice che misura, cioè superiore nel senso che quell'indice che misura è più alto in Germania rispetto all'Italia, e l'Ocse ci dice che il precariato ha diminuito la produttività e noi continuiamo a insistere con contratti di tipo precario, quindi è un sistema che va riformato. Assolutamente, ma soprattutto gira su se stesso. E il problema è che noi stiamo cercando stiamo affidando la riforma del lavoro, un tema così importante, a un governo tecnico e a un Parlamento delegittimato, che è un'aberrazione della democrazia, secondo me. Siete all'opposizione, abbiamo adesso il PD. Sì. Allora, un attimo solo una battuta, Pascolo, che poi dobbiamo andare in pubblicità. Cosa ne dice a riguardo? Ma vogliamo delle cose antitetiche, no? Un mercato del lavoro bloccato per certi versi è un precariato imperante nell'ingresso nel mondo del lavoro. Abbiamo i nostri figli che entrano nel mondo del lavoro, se gli va bene hanno un lavoro a progetto, un Cococò, un Cocopro, qualche tempo determinato, arrivano a 35 anni senza una stabilizzazione del rapporto di lavoro e poi sperano di conquistare l'agognato posto fisso, no? Credo che ci sia qualcosa che non funziona qua, no? Quindi dovremmo probabilmente tutti metterci a ragionare senza preconcetti né sull'articolo 18 né sui lavori precari e costruire una riforma del lavoro condivisa, e sono d'accordo, è difficile che possa farlo un governo tecnico, è un ragionamento di alta politica dove ci si deve avvicinare con una volta tanto fiducia reciproca, perché è strategico per il bene del Paese e delle nostre generazioni future. Assolutamente. Posso dire una cosa? Intanto il governo Monti rapido perché siamo in pubblicità. Sì, non è un governo tecnico. Dire governo tecnico il governo Monti è un'invenzione di tipo mediatico, è una suggestione di tipo mediatico. È un governo ultrapolitico. Tutto quello che sta facendo, esatto, non esiste un governo tecnico, peraltro ha il supporto di una maggioranza parlamentare. Ma la riforma del lavoro è titolata a farlo il governo Monti se c'è un accordo delle parti sociali, perché la riforma del lavoro è la tipica questione che riguarda uno schema di leggi, ma soprattutto l'accordo delle parti sociali. Ma voi vi siete posti adesso a non sostenere il governo? Se riapriamo i vecchi conflitti, credo che il governo abbia, e specialmente questo governo che definiamo tecnico, abbia il diritto-dovere di legiferare in una riforma del mondo del lavoro che sia quanto più possibile corretta e accettabile dalle parti. Sì, esatto, cosa sto ma dicendo? Non condizionata né da una né dall'altra parte, perché altrimenti non ne usciremo mai da questo circolo vizioso. Sì. Ma quello no, ma finisco subito. Perché avete detto no come Rete Italia al fatto che... Sì, poi le leggi le approva il Parlamento. Appunto, ma perché fate pure voi resistenza? Perché sugli ammortizzatori sociali di cui parlava lei,
e non riusciamo a fare l'estensione perché avete posto il vincolo che non volete pagare, come per le imprese, la quota che copre sugli ammortizzatori sociali. Dunque bisogna trovare un punto di raccordo, questo voglio dire. Insomma, io insisto su questa cosa qua. La riforma sui temi del lavoro deve prevedere l'accordo delle parti sociali. Riaprire i vecchi conflitti di classe o di ceto è un'aberrazione per una società che punta a guardare al futuro. Vale anche per l'articolo 18. Ma questo paese, da questo governo, mi lasci finire, poi risponde, finisco. Un attimo solo che poi abbiamo la sopportate noi. L'articolo 18 corrisponde esattamente a questa cosa, perché si vuole togliere per un tabù ma da parte imprenditoriale. Ma io potrei anche starci. Mi togliete il posto. Se in Germania l'articolo 18 c'è un'uscita dal lavoro inferiore alla nostra, finisco il mio pensiero. Togliamo l'articolo 18 se contemporaneamente Confindustria, il sistema delle imprese dice e io faccio 1 milione di posti di lavoro in più, oppure io apro 5.000 fabbriche in Italia. Ma siccome non sta succedendo questo, si chiede un arretramento assolutamente pesante a una parte sociale. Che tipo di contratto volete fare? Che tipo di contratto volete fare? Quanto servirebbe? Ma se è più dinamico del modello tedesco, eppure il modello tedesco sta aumentando l'occupazione in Germania. Non torniamo su questo discorso, andiamo un attimo in pubblicità perché siamo fuori tempo. Allora, vediamo un attimo un contributo a proposito delle dimissioni in bianco che è tratto appunto da Piazza Pulita della 7, vediamo insieme. Perché quando eravate al governo non vi siete accorti che la liberalizzazione dei contratti poteva portare anche a forme così estreme? No, guardi, perché non siete riusciti a fermare questa deriva? No, noi non siamo proprio riusciti, come lei ben sa, perché avevamo provato molti anni fa sull'articolo 18, come non eravamo riusciti sulle pensioni, perché questo governo ha un vantaggio rispetto al governo al quale io appartenevo, il governo di Berlusconi, che ha un consenso assolutamente trasversale. Capisce che l'altro giorno, ma è un po' di tempo fa, quando il Partito Democratico vota con responsabilità quella riforma delle pensioni, sarebbe stato impensabile se ci fosse un governo politico e non tecnico che non avesse avuto quella maggioranza trasversale. Cosa dice Bortoli? Che, insomma, evitiamo commenti che possono essere sgradevoli. Il governo Monti, pur essendo io, penso, anzi sicuramente più lontano culturalmente, come impianto, come formazione da quel tipo di governo, però è un governo che ha salvato l'Italia. Negare questo vuol dire negare il buonsenso, non solo la realtà. È un governo che è arrivato, ha preso per i capelli il naufrago che stava affogando e l'ha tirato fuori. La vera domanda, che ovviamente la Santanchè nemmeno si pone, è questa. Questo governo è altamente politico, è un governo super politico e cambierà tutto il sistema di rappresentanze. Per primi ovviamente i partiti politici che noi abbiamo conosciuto. Adesso si vuole candidare Monti. Fino ad oggi verranno trasformate, ma varrà anche per le organizzazioni sindacali delle rappresentanze sociali questa cosa qui. E la cosa che mi inquieta rispetto a questo governo non è tanto Monti o il governo Monti, che è fatto molto probabilmente da bravissime persone, è il fatto che non c'è una rispondenza delle forze sociali e politiche. Io vorrei dire una cosa a questo proposito. Noi siamo in un quadro costituzionalmente preciso, perché questo è un governo nato secondo le regole della Costituzione e della democrazia parlamentare. Siamo dentro un'anomalia politica, naturalmente, perché è un governo che, tra virgolette, non ha una maggioranza definita, è una maggioranza raccogliticcia determinata dal fatto che il Paese era proprio lì. Però starei attento a un'idea che è di questo genere. Guardate che ha aperto un dibattito anche in Europa, che rischia di portare a un arretramento sul terreno proprio della concezione della democrazia. È vero che c'è una crisi di rappresentanza dei partiti, però non esiste una democrazia ancora senza partiti. Ah, non c'è dubbio.
Non vorrei che passasse l'idea, tutto sommato, che basta il governo un po' oligarchico e tecnocratico, va bene, che naturalmente fa scelte politiche, ma che mette i soggetti della rappresentanza politica e i soggetti della rappresentanza sociale, come dire, ai margini, per cui non c'è nessuna intermediazione tra il governo e il popolo. Naturalmente adesso i Monti gode di un dato: eravamo diventati lo zimbello del mondo e adesso abbiamo un governo che è presentabile in tutto quanto il mondo, in Europa. Possiamo interloquire, perché questa è una cosa che mi interessa. Stare attenti a come evolve mi interessa particolarmente, perché se ho dato l'impressione di volere una democrazia senza partiti, mi taglio la lingua perché evidentemente mi sono spiegato malissimo. Lo dico perché sta crescendo nella gente. Però è vero una cosa: i partiti politici non è che possono aspettare il 2013, non c'è più Monti, si presentano alle elezioni dicendo scusate, eravamo in ferie, adesso si ritorna come questo prima. Non è un problema perché abbiamo già visto la presa di posizione di Berlusconi oggi. Non può aspettare il Paese il 2013. No, assolutamente. Mi riferivo all'aspetto politico. No, ma oggi Berlusconi poi ha dato un. Ma io mi aspetto che, perdonatemi un attimo, mi aspetto che questo governo definito tecnico, chiamiamolo come vogliamo, faccia una riforma del mercato del lavoro, ascolti tutti, ma la faccia in piena autonomia, scontentando, se è possibile, imprenditori e rappresentanze sindacali, ma facendo il bene del Paese. Questo è quello che mi aspetto da questo governo, perché questo governo è vero che ha salvato l'Italia, l'ha salvata a un caro prezzo, dei cittadini che devono che pagare. Non abbiamo comunque pagato interamente, che pagheremo ancora nel 2012 e nel 2013 che hanno pagato assolutamente, soprattutto i seti più deboli hanno pagato i lavoratori e i pensionati. Se non ci sarà l'hanno pagato tutti, perché non conoscete le imprese allora, se pensate che l'abbiano pagato solo i lavoratori dipendenti. Assolutamente. Scusate. Un attimo solo che c'è una telefonata. Un secondo solo, pronto? C'è una telefonata in attesa forse ancora. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera a tutti. Dica. Buonasera. Da dove chiama? Telefono da Padova. Sì. Padova. Ho visto il titolo Donne fuori dal mercato e mi rifaccio alla trasmissione di Diacono su Rai 3 di domenica sera. Praticamente tutto l'indotto della calza, da Calcedonia, Pompea, tutte le fabbriche in Emilia sono andate in Serbia, dove con le telecamere hanno cercato di intervistare queste povere schiavette, queste disperate, queste ragazze proprio disastrate, e chiaramente erano proprio intimorite, non parlavano. Le corriere sono entrate proprio tipo nei campi di concentramento a prenderle, a prelevarle per sottrarle ai giornalisti. Poi una ragazza tipo col viso coperto, tipo i pentiti di mafia, spiegava che in Serbia lei prendeva 150 euro, forse in un anno saranno arrivati a 200 euro. Lo Stato serbo dà dei contributi a tutti questi imprenditori, tra virgolette, tra cui ci sono i Benetton, c'è il signor Marchionne con la Fiat. Praticamente loro hanno la manodopera gratis e eventualmente lo stipendio lì è di 200 euro. A me sembrava, e lo chiedo a voi perché ho la fortuna di trovare un salotto di tutti i politici che mi stanno anche simpatici, perché sento che mi trovo abbastanza d'accordo con voi, ma secondo voi 200 euro al mese per questi dipendenti in Serbia in stato di schiavitù, minacciati che se non vogliono vanno in Cina perché trovano 70 euro al mese? Queste persone con il colloquio vengono tutte selezionate come ragazze madri, vedove, persone in stato di bisogno, contratti di un mese, due, poi li possono anche cacciare a casa. Io chiedo a voi, nella Costituzione c'è un articolo di legge della Costituzione che dice che l'imprenditore, in un paese dove c'è il diritto di proprietà, c'è il capitalismo, e su questo siamo d'accordo, se non contribuisce alla crescita del paese e all'etica sociale, può essere espropriato tutto, anche in Italia, perché voi prima parlavate di leggi, le leggi ci sono, solo che io chiedo a voi, no? Quando firmano le ragazze le buste paga con licenziamento, quando la RAI, proprio ieri l'avete sentito tutti, assumono le donne che sono in stato di gravidanza, vengono licenziate dalla RAI,
contratti precari. No, chiarissimo. Chiedete al signore che parlava prima, artigiano, gli avete chiesto di dare i soldi, il contributo, il signore con la giacca nera e la cravatta blu, col quale mi trovo anche d'accordo, però ho detto a quello degli artigiani, lei non vuole estendere il contributo per il contributo per il mantenimento dell'assegno. Si faccia la domanda, dica. Non l'ho detto, non l'ho detto. Finisco, scusatemi se mi sono dilungato. Gli artigiani pagano non l'ho le detto tasse, però, per essere precisi. Gli artigiani pagano le tasse e un dipendente da un artigiano ha uno stipendio che è un'altra cosa della SPA, dei centri commerciali, dove sono tutti sottopagati, hanno contratti da capestro e non abbiamo capito, abbiamo capito. Gli artigiani, e concludo con dicendo, fino a che paghiamo 40-50 mila euro di pensioni a Baldassare, a Giuliano Amato o a Dini, i soldi per la crescita dell'Italia non ci saranno finché ci sono i boiardi di Stato tipo Mastro Pasqua. No, è stato chiarissimo, va bene. Questi sono i tumori del paese, non ci saranno mai i soldi per chiaro. Il sviluppo. Abbiamo dei costi altissimi da sostenere, prego Diriso, va bene, grazie della telefonata. Credo abbia toccato un bel tasto, il 45% del PIL. Adesso le passo la parola, un attimo solo che c'è Diriso che ha la parola, un attimo solo, Pascolo, Diriso, prego. La spesa statale si possa ulteriormente tagliare dal momento che è già stata massacrata, se non ci riferiamo alle spese militari, allora quello è l'unico ambito in cui forse stipendi, fiori di stipendi che sono venuti fuori, che prendono burocrati e quant'altro. Questi sono i tabù forse, infatti una delle proposte è quella di convertirli in titoli dello Stato, spero che venga accolta, perché su questo discorso del salvataggio del Paese, intanto è stata fatta una manovra, che se questo intendiamo però era possibile un'altra manovra, cioè non una manovra che andasse a colpire quei ceti che sono più deboli, più esposti alla crisi e che avevano già regolarmente pagato i conti del Paese. Ed è la rabbia dei sardi che si è manifestata con Napolitano. Una manovra che andasse a tassare finalmente le rendite ai grandi patrimoni, a liberalizzare toccando i grandi nuclei del privilegio, a tagliare le spese militari, a combattere l'economia sommersa, l'economia legale, l'economia mafiosa. Questa manovra perché bisogna rimanere il problema che della realtà, non è il motivo per cui io parlavo di Parlamento delegittiato. Allora il problema è che bisogna il problema è che siamo a me pare esattamente. Pascolo, a lei la parola perché l'aveva chiesta. Ha finito un'ultima cosa, quello che non chiudo molto brevemente, rispetto a una discontinuità indubitabile da un punto di vista della forma, la sostanza di modello di crescita e di sviluppo del Paese non è cambiata, che è quello che a lungo andare mi preoccupa di più del modello del governo Monti, perché qua ancora parliamo di un modello di sviluppo, di produzione di lavoro che scarichi il rischio di impresa sui lavoratori, incida sul costo del lavoro sempre più a ribasso e non punti invece su innovazione, su istruzione, su innalzamento dell'obbligo scolastico, su formazione, cioè su un lavoro qualificato ad alto contenuto tecnologico. Chiarissimo. Pascolo? Sì, il Parlamento è indubbiamente legittimato e legittimo, non c'è ombra di dubbio su questo, potrà non piacerci ma è legittimo. Il problema che non ha affrontato questo governo è quello dello sviluppo di questo Paese. Se non c'è sviluppo del Paese non ci sarà la possibilità di pagare quello che diceva anche Via Fora prima. Quindi c'è il 45% del PIL, grosso modo, è impegnato nelle spese dello Stato, alcune importanti, alcune essenziali, ma certamente non si può pensare di tagliare. Hanno pagato i lavoratori dipendenti, hanno pagato le imprese, hanno pagato i pensionati, hanno pagato tutti in questo Paese e non si è messo mano però a una fetta importantissima che è il 45% del PIL. Non risaneremo il Paese se non coglieremo l'occasione di ridisegnare anche la struttura pubblica di questo Paese. Bortoli. Sì, detta così sembra un'affermazione particolarmente interessante. Io vedo però in un'affermazione di questo tipo tutti i pericoli, bisogna che ci mettiamo d'accordo
nell'evitare i pericoli. Poi sono assolutamente favorevole a tagliare tutto quello che è improduttivo, non necessario e quant'altro. Però, ripeto, dobbiamo metterci d'accordo per evitare dei pericoli, perché quando si parla di spesa pubblica, intanto si parla di diritti di cittadinanza, si parla di scuola pubblica, si parla di polizia, si parla di sanità, si parla di tutta una serie di servizi che vanno dall'acqua potabile, no, a altri generi, illuminazione pubblica nelle strade, le asfaltature, cioè è questa la spesa pubblica, quella che tiene insieme una società, che cerca di mandare a scuola. Su questo completamente d'accordo. Ecco, allora, appunto, se ci mettiamo d'accordo che la spesa statale, la cosiddetta, come viene dipinta, spesa improduttiva, deve evitare crisi nella sanità pubblica, crisi nella giustizia, crisi nella polizia, crisi in tutto il sistema dei servizi nel sociale, eccetera, eccetera, crisi nella scuola. Se evitiamo tutto questo, poi discutiamo degli altri sprechi. Però io penso che molto probabilmente bisognerebbe aumentare la spesa pubblica se ci mettiamo d'accordo su questo, non diminuirla. Perché non vive una grande... Sì, ma i cittadini non possono sborsare ancora. Un attimo solo che c'era la nostra interlocutrice, deve dire qualcosa. Sì, ma io volevo spezzare anche una lancia, diciamo, a favore delle imprese che in questo momento registrano delle difficoltà notevoli, nel senso che, cioè, si parla sempre del lavoratore, però è fondamentale anche capire un pochino il sistema industriale, come sta andando. Nello specifico io mi occupo di servizi di pianificazione e controllo per le imprese del nord-est e vedo fondamentalmente 3 andamenti, quindi un minor afflusso di clienti, quindi un calo degli ordinativi, e questo è un pochino qualcosa di inevitabile perché ci viene dall'esterno, dal mercato, una riduzione degli importi delle prestazioni per cui chi vende è costretto a scontare, e anche un po' il tema dell'insolvenza dei clienti e dei ritardi di pagamento. Ecco che in questa situazione l'impresa si trova necessariamente a dover contrarre i costi, e una delle voci, poiché come dicevo prima siamo un paese e un nord-est altamente manifatturiero, ci deriva anche al 40-50% dei costi della nostra impresa sul tema del personale. Ecco che qui l'imprenditore alle volte si trova in modo forzoso a dover scegliere, quindi chiudo una linea di produzione, chiudo uno stabilimento, taglio il personale, taglio gli amministrativi, mi taglio io lo stipendio, cioè l'imprenditore si trova veramente in una situazione di criticità e a fronteggiare in maniera, diciamo, non così superficiale, ecco, queste scelte, quindi il momento è critico davvero. Con il nostro osservatorio, lancio un'altra provocazione, abbiamo chiesto alle nostre aderenti quale potrebbe essere un modo di sconfiggere il precariato, e la risposta di queste professioniste imprenditrici del nord-est è stata: anticipiamolo, quindi introduciamo dei contratti studio-lavoro a partire dal liceo, cioè se proprio precariato deve essere, se proprio introduzione al mondo del lavoro deve essere, anticipiamolo, facciamo lavorare questi ragazzi nel mese di giugno, facciamoli andare presso le aziende a vedere che cos'è un ufficio acquisti, a vedere che cos'è un ufficio commerciale, a rispondere al telefono semplicemente, e poi via via avviciniamoli al mondo del lavoro in modo che abbiano un pochino di preparazione in più, nel momento in cui ci entrano, quindi non arrivano da novellini a 25, 26, 28 anni. Non esiste, perché esistono i tirocini che sono possibili. L'alternanza Gli scuola-lavoro. stage sono possibili, l'alternanza scuola-lavoro. Cioè oramai in Veneto abbiamo messo in campo una strumentazione, come dire, abbastanza larga, tanto larga che a volte, per esempio, gli stagisti vengono utilizzati come lavoratori senza nessuna retribuzione. Per cui, come dire, bisogna... Soprattutto nei è uno snodo caldo su cui lavorare, allora, è uno snodo caldo su cui lavorare. Prego. Sì, dica rapidamente che andiamo in pubblicità. Dica. Certamente bisogna motivare i giovani e dare loro prospettive di lavoro sicuro. Devono pensare non alla scadenza del contratto ma al lavoro che fanno, perché fin tanto che penseranno al contratto che gli scade fra 3 mesi, fra 6 mesi, se gli verrà riconfermato o meno, no, non potranno pensare al lavoro, allo sviluppo di questo paese, perché è nei giovani che troveremo le occasioni, le motivazioni per sviluppare questi giovani. Ma questo è verissimo. Poi un'osservazione sul costo del lavoro. Sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, ma credetemi, non è, e parlo per le piccolissime imprese, quelle che non delocalizzano, non è il primo problema. Il primo problema è un sistema
pubblico, un sistema di burocrazia assolutamente inefficiente e farraginoso che pesa alle imprese molto molto di più del costo del lavoro. Volevo solo aggiungere una battuta e dire che l'imprenditore oggi è il primo precario comunque. Quindi non illudiamoci del fatto che le imprese in questo momento siano lì a torchiare i lavoratori oppure a desiderare. Insomma, io mi metto in prima linea su questo tema e insomma l'ambizione di un imprenditore è sempre crescere di dimensioni, di fatturato e anche il numero di dipendenti. Quindi è il primo precario oggi l'imprenditore. Imprenditore non a caso. Però ha fatto una scelta esatto di campo. Andiamo in pubblicità. Se no dovremmo... Vediamo se c'è la telefonata già pronta. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Padova. Sì, dica. Voglio fare i complimenti, come si chiama? Bortoli, quel signore con i pantaloni bianchi? Sì. Ecco, volevo fare i complimenti al signor Bortoli per la denuncia dei redditi che ha fatto. Quasi 100.000 euro nel 2010, quasi 100.000 euro. Lui, consigliere regionale, prende qualcosa come 10 volte un metalmeccanico. E adesso vengo all'argomento di cui voglio parlarvi. Cosa aspettate voi politici a pubblicare dei bilanci mensili in una bacheca davanti al municipio, alla provincia, alla regione, ai ministeri? Tutti i soldi che ricevete in entrata e tutti i soldi che vanno in uscita, specificatamente, cioè ad esempio una strada, quanta sabbia, quanto asfalto e quanto. Perché Di Pietro una volta, che non mi è simpatico, ma questa battuta mi è diventata simpatica, ha detto: non capisco perché le infrastrutture in Italia costano 3 volte più che in Germania e 3 volte più che in Francia, in Italia. Ora io mi chiedo, 30 miliardi di evasione fiscale e tutti i politici si vantano di queste scoperte. Io dico, e i 70 miliardi di tangenti che se ne fanno? 70 miliardi, Istat alla mano, andate a leggervi i dati. Ora voi politici a cosa andate a fare? Fare politica o incassare i denari? Va bene, vi saluto, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, se vuole fare l'osservazione, insomma... No, per precisione il reddito pubblicato era 82.000 euro, che è comunque un reddito alto soprattutto per i tempi che girano. Ho sempre lavorato, a parte questi 2 anni che sono consigliere regionale, con contratto a metalmeccanico, quindi non mi sto arricchendo, non mi sono mai arricchito. Non nego che la retribuzione dei consiglieri regionali sia una retribuzione davvero importante. Poi però i nostri redditi sono pubblici, abbiamo l'obbligo di pubblicarli e reputo che sia una cosa corretta. La trasparenza per quanto riguarda i costi della pubblica amministrazione, le uscite come anche le entrate, questa era già stata tirata fuori come... Molto probabilmente conviene adoperare di criteri tipo costo unitario di maggiore precisione, ma è più un problema di comunicazione, perché tutti i bilanci delle pubbliche amministrazioni sono pubblici per definizione. Non c'è l'accesso agli atti da parte dei cittadini, ci sono tutta una serie di normative che prevedono la trasparenza totale dalle gare d'appalto all'esecuzione dei lavori. Molto probabilmente bisogna individuare dei sistemi di maggiore efficacia comunicativa, poi non so l'interesse di quanti chili di sabbia vanno per metro quadrato. No, trasparenza. Mentre è vero... Però quando si scopre che sulla Valdastico metti nel sedime i rifiuti speciali che hai portato dal Veneto alla Campania, poi portato alla Campania al Veneto per metterle sul sedime, vuol dire mi riferisco alle cose fatte per bene. Poi questo genere invece di attività è un'attività di tipo criminale. Per il Comune di Padova mi è toccato direttamente, hanno pavimentato di notte con rifiuti tossico nocivi Cavalcavia Camerini, abbiamo avuto il cantiere bloccato per 3 anni perché bisognava smaltire, la ditta ovviamente fallisce il giorno dopo che viene scoperta e tutte le spese poi ricadono sul comune per lo smaltimento di questi rifiuti. Altra cosa interessante, non esiste in Italia un luogo dove puoi smaltire questi prodotti, devi andare in Germania, che ovviamente praticano dei prezzi da
molto qui alti, entriamo in un altro alti. argomento, assolutamente. Prego. Io parlavo prima della lotta all'evasione fiscale, all'economia sommersa, all'economia famosa e mafiosa e alle esportazioni illegali di capitali all'estero come punto di sviluppo, perché noi abbiamo visto il Presidente della Repubblica Tedesca dimettersi per un a favore di prestiti di non mi ricordo che carica un ministro inglese per una multa, cioè nei paesi europei che sono modelli di sviluppo e di economia che funziona e di imprese che funzionano, c'è una corruzione che sicuramente c'è, che non è però ormai economia principale dello Stato. Allora, noi siamo velocissimi ad adeguarci alle richieste dell'Europa per quanto riguarda deve scendere lo spread, dobbiamo aumentare le tasse, però tutta la lotta al sommerso che il PDL non vuole, che è ferma lì e che adesso ho visto sabato su Repubblica c'è un dossier e delle nuove proposte, aspettiamo anche questa, vediamo cosa ne viene fuori, perché non si può pensare di risanare un paese, di rilanciare l'economia se rimane un sistema corrotto e illegale. Il interno lordo è illegale. È illegale. Noi diciamo non siamo come la Grecia, da questo punto di vista lo siamo. Non siamo come la Grecia perché abbiamo una ricchezza di paese, che però è una ricchezza appunto che in buona parte è così, è anche ferma a una piccola, è immobile, è una ricchezza legata alla finanza che non viene reimmessa. Il 10% di questo paese possiede metà della ricchezza e questo non danneggia solo il lavoratore, danneggia anche quel piccolo imprenditore che non beneficia di questi giri e di questi profitti della finanza. Allora mi chiedo, ma è più fannullone l'impiegato a 1.000 euro che lavora poco o è più fannullone chi detiene una ricchezza immobiliare immobile e che non rimette in circolo? Assolutamente. Pascolo cosa dice? Ma rimettere in circolo la ricchezza è senz'altro un volano per l'economia, no? Sull'evasione c'è poco da dire. C'è una cosa che invece è da sottolineare è che la lotta all'evasione dovrebbe comportare una diminuzione delle tasse per chi la paga. Chissà se lo fa questo fondo. C'è un dato assodato, che la pressione fiscale è già abbastanza alta. Far pagare le tasse a chi evade è giustissimo, ma comporta un aumento della pressione fiscale. Deve essere, a mio avviso, accompagnato parallelamente a una diminuzione della pressione fiscale per chi le tasse le paga. È quello l'obiettivo. Infatti, non è così, sembra che venerdì Monti decida al riguardo per mettere a disposizione. Non ci sono le condizioni in questo. Sì, ma non può essere un provvedimento strutturale, deve essere visto di volta in volta. Però partiamo da un dato, che l'85% delle entrate complessive sono a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Questi qui sono i dati della Banca d'Italia, che possiedono meno del 40% della ricchezza nazionale. Bisogna trovare un modo come si faccia la lotta all'evasione fiscale, come si tassi di più, come dire, la rendita finanziaria rispetto anche ai profitti del lavoro, perché io per esempio tasserei di più i redditi che ti derivano dal possesso di titoli, obbligazioni e non da imprenditori che reinvestono nel lavoro. Bisogna poter fare un'operazione che vada in direzione dei lavoratori e anche degli imprenditori che investono in occupazione, eccetera. E fare poi una lotta seria alla corruzione, perché la corruzione è un veicolo che non è solo un elemento economico, è una malattia della società, assolutamente. Disturba il mercato, altera i rapporti politici ed è il sistema per cui entra anche la criminalità organizzata dentro la società, perché quell'elemento di corruzione si accompagna all'economia criminale che anche in Veneto ha avuto una recrudescenza, sta avendo assolutamente, molto pericoloso. Siamo proprio in chiusura, una battuta di chiusura, ritornando un po' al tema per trarre le fila. Una battuta di chiusura mi avete dato, diciamo... No, una sola osservazione sulla... Pascolo, un attimo solo, no, gli do dopo la parola, stiamo facendo il giro di conclusione della trasmissione, dopo le passo la parola. Sì, mi avete semplicemente 2 parole, mi avete dato il là per il prossimo sondaggio del nostro osservatorio Professione Donna, chiederemo e valuteremo un po' il rapporto fra etica, impresa, donne in figure apicali e uomini in figure apicali, quindi vedremo se le donne si comportano un pochino meglio su tematiche di corruzione e trasparenza etica rispetto agli uomini. Abbiamo un piccolo campione a disposizione di donne apicali,
uguali, ma ci proveremo. Proviamo a vedere vedremo questi risultati, Esatto. analizzeremo insieme. Prego. Sì. In attesa di questi risultati, il 2 e il 3 marzo Sinistra Ecologia Libertà a Roma terrà un forum proprio sulla condizione femminile in Italia, si chiama Ragazze Interrotte, e quindi poi verranno pubblicati sul sito nazionale e divulgheremo anche gli atti di questo convegno, come facciamo adesso per quanto riguarda i 2 giorni che ci sono stati sul precariato e le nostre proposte sul precariato. Pascolo? Prego. Ma un augurio al Paese che lavora adatto, lavoratori dipendenti, imprese, mi auguro che venga chiesto qualcosa anche a quel Paese che ha vissuto e vive di rendita e che si possa riequilibrare anche le tassazioni dei proventi finanziari, anche se sappiamo che non è facilissimo perché sono mercati molto volatili, possono spostarsi da un paese all'altro, quindi si possono avere su un principio che è condivisibile dei risultati opposti a quelli che ci si aspetta, quindi con cautela ma condivido in pieno questo. Il mondo del lavoro femminile, apriamo le porte, sforziamoci un po' tutti, creiamo delle quote se servono veramente importanti, ma credo che la parità di genere che era stata citata prima sia una cosa molto, molto importante. Ma anche perché teniamo conto, grazie, teniamo conto poi che la donna fa parte della famiglia, quindi se lavora anche lei aiuta la componente maschile a portare avanti la famiglia, perché altrimenti è molto più vacillante. Arriviamo alla fine del mese che vediamo proprio come in questi giorni già emerge i supermercati vuoti. Attenzione, è una cosa che non si era mai notata, ma la stanno osservando le associazioni consumatori, possiamo anche andare a vedere noi nella grande distribuzione, tanto per cambiare. Bortoli in chiusura, poi via fora. Sì. Io auspico che si introducano nel nostro Paese finalmente delle politiche industriali, perché altrimenti rischiamo di girare sempre attorno al problema e poi non riusciamo ad affrontarlo concretamente. E auspico anche che le forze politiche, il Parlamento, ridia dignità al lavoro. Al lavoro come soggetto politico-culturale. Io non vedo nessun tipo di futuro per un paese moderno senza che al centro della politica ci sia il lavoro, e in maniera particolare il lavoro femminile. Via fora. Io mi auguro che si possa arrivare a una riforma del mercato del lavoro condivisa, ma soprattutto si delinei una politica per la crescita e lo sviluppo, perché senza crescita e sviluppo discutere le regole non determinano lavoro. Le regole, per loro definizione, ma si arriverà a un accordo tra parti sociali, il governo, in maniera tale che si possa investire sul futuro di questo Paese. Cederete sull'articolo 18? Ma non si tratta di cedere. No, ho fatto una battuta, giusto? Noi diciamo che l'articolo 18 si può fare una manutenzione su alcune parti che riguarda appunto la lungaggine dei processi, poi si può vedere di modificare la 604, che è un'altra legge che regola i licenziamenti individuali, ma non c'è bisogno di toccare l'articolo 18 perché è un elemento di civiltà che c'è in tutti i paesi europei, come dire, senza creare i dibattiti e le guerre di religioni che crea in Italia. Assolutamente. Siamo giunti al termine, quindi io ringrazio i nostri ospiti stati con noi in studio, ringrazio anche naturalmente il nostro corrispondente da Pordenone e naturalmente voi telespettatori di aver partecipato con i vostri messaggi e le vostre telefonate. Chiudiamo prima della sigla con un contributo, una gag simpatica a proposito delle donne, il lavoro e l'impegno della Finocchiaro, quindi vediamolo insieme con un sorriso, visto che ormai si chiude anche martedì grasso, almeno in questo modo cerchiamo di vedere con un attimo di positività una soluzione. Prego, grazie e buonanotte. La donna dell'anno, eccola, finalmente possiamo presentarvela. Signora, lei è praticamente perfetta. Racconti al nostro pubblico qual è la sua giornata tipo. Ma è così semplice. Io mi sveglio alle 7, e porto giù il cane, poi preparo la colazione per i miei bambini, croissant e frittelle. Mi butto nel traffico, li porto a scuola verso le 8:30, alle 9 sono in ufficio, un paio di riunioni, alle 12:30 scendo per un po' di jogging, alle 13 torno a casa perché mio marito detesta i panini, e io gli preparo un pranzo ipocalorico. Alle 14:30 sono di nuovo in ufficio, faccio un altro paio di riunioni, alle 16:30 ho il corso per manager rampanti, Alle 17:30 vado a prendere i bambini e li porto accanto
lavoro, danza, nuoto e catechismo. Alle 18:45 vado in un supermercato in periferia perché lì costa meno e lì io faccio la spesa. Poi torno a casa, preparo la cena per i bambini e per il cane e via una bella favola, li metto tutti a letto. Preparo quindi la cena per mio marito che arriva sicuramente con 5 colleghi. Mi vesto da sera dopo aver fatto una bella doccia, alle 21 accendo le candele e ricevo tutti. Beh, alle 24 l'ultimo whisky, sì, l'ultimo whisky prima di andare a letto e prima evidentemente anche ho sparecchiato tutto e ho preparato per la colazione del mattino dopo. Ecco, verso la 1 faccio una chiacchierata con mio marito, sì, parliamo, che so, dell'ultima puntata di Beautiful per esempio, poi gli faccio un bellissimo massaggio per la cervicale e via, ci addormentiamo. Signora, per essere moglie, madre, amante, manager, come fa? Beh, io sniffo.